con Clara Campese, presidente della FISA del Veneto, per parlare di questo appuntamento importante per il volteggio, questo concorso internazionale che si svolge a Fossalta di Portogruaro. Direi che tra i concorsi delle varie discipline questa è comunque una delle eccellenze del Veneto, per partecipanti, per numero e anche per la provenienza degli atleti. Assolutamente sì, è di veramente massimo rilievo, una manifestazione prestigiosissima per gli aspetti che ha detto il signor Fioravanti, e ricordiamoci che non è solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. 300 mondiale. Concorrenti arrivano dall'Australia, dalla Russia, dagli USA, credo che questo dica tanto per far capire l'importanza. Sì, assolutamente sì, come dicevo prima in conferenza stampa, ovviamente questo premia la grandissima capacità organizzativa di questo comitato organizzatore. Questo è indiscutibile, nei minimi dettagli, persona di cavalli, comitato organizzatore efficientissimo, accoglienza imperiale direi quasi, quindi e la cosa più importante è che di ogni anno in anno i numeri, cioè il feedback è sempre in crescita, sempre in aumento, è una cosa veramente straordinaria. Parlando di questa disciplina, io l'ho scoperta con voi a Fieracavalli quando abbiamo fatto quelle dirette con Rai TV. C'è qualche possibilità, lo chiedo al Presidente federale, che prima o poi diventi olimpico il volteggio? Ma mi pare qualche settore c'è che sia sulla buona strada, quindi ce lo auguriamo tutti, sarebbe anche giusto che sia. Io spingerò per quello che posso fare nel mio piccolo sicuramente a favore. Tra le discipline che la FISE segue, non parliamo di importanza ma di livello di conoscenza da parte del pubblico. Il volteggio oggi come è messo? Quanti sanno che esiste? Proprio in maniera... Beh, è semplice, in Italia sicuramente non moltissimi ancora purtroppo rispetto alle discipline olimpiche, in particolar modo al salto ostacoli, è ovvio che ancora non gode di tutta questa notorietà. All'estero sicuramente molto di più, diciamo anche che all'estero c'è un utilizzo propedeutico preliminare a quella che è l'attività proprio preparatoria per poi andare verso l'agonismo. Da noi stiamo iniziando a inserirci un po' in coda, però ci sono insomma delle buone possibilità. Poi prima abbiamo visto per esempio che si comincia davvero da piccolissimi, parliamo di 4-5 anni e già si fanno degli esercizi sul cavallo. E come su questi cavalloni enormi, li abbiamo visti oggi proprio per esempio in apertura, e insomma questo è importantissimo perché già questo evidenzia che oltre alla parte tecnica, la parte proprio fisica, oltre che artistica, già a quell'età è fondamentale, perché poi sviluppano l'equilibrio, il senso della coordinazione, direi anche il coraggio, perché comunque stare su questo bestione così piccolini e muoversi su questo cavallo che si muove, insomma non è che sia cosa semplice, per cui... Poi siete una federazione di atleti, ma gli atleti sono anche i cavalli. E come no, sono veramente non solo dei grandi atleti, ma sono veramente diciamo uno strumento così importante per far sì che questa disciplina, che ha questo valore aggiunto, è proprio il cavallo, questo atleta che dà qualcosa in più rispetto a tutte le altre discipline sportive. E allora, in Veneto nascono cavalli per poi fare gli atleti nei grandi concorsi? E gli atleti umani li abbiamo, Anna Cavallari in questo caso è l'esempio di un atleta di livello mondiale. I cavalli? Cavalli ne abbiamo degli allevamenti sicuramente molto importanti, hanno già dato dei grossi risultati, non c'è ombra di dubbio. Sicuramente il terreno non è proprio fertilissimo, non come erba, come mangiare, voglio dire, come parte burocratica, fiscale, non è semplicissimo. Diciamo che sono state investite moltissime risorse, molta buona volontà da parte proprio di questi allevatori, di questi appassionati che continuano ovviamente a portare avanti con grosso sacrificio la loro attività. Sicuramente sarebbe auspicabile che venisse presa in considerazione ancora di più questa parte allevatoriale, a parte quello che già insomma il MIPAF cerca di sostenere con le proprie manifestazioni, con i propri contributi, però si può fare moltissimo, quindi io penso sempre positivo. È chiaro che dipende anche da noi, ma ci impegneremo. Ringraziando Clara Campese, ricordo a tutti quanti che condividere sulle vostre pagine queste interviste è un modo di far conoscere questo sport, questi queste discipline anche a chi non segue i cavalli, non segue l'equitazione, non segue l'equitazione, ma magari fa il confetto, non fa il dressage, fa gli ostacoli, non fa il volteggio, non conosce gli attacchi, insomma li facciamo un pochino conoscere, un po' alla volta le vostre condivisioni sono importanti. Grazie per averci seguito e questo weekend, questa Pasqua la si fa dove?
E si fa qua, ovviamente, a Portogruaro. No, a Fossalta Fossalta di Portogruaro, e poi una precisazione, c'è anche il campionato Veneto Squadre allo Sporting Club a Verona, quindi insomma questa data ci sono molte ricordiamo iniziative. appunto questo Sì, appuntamento a Verona, dove a Verona, no, Sporting Club Paradiso a Caselle di Somma Campagna, appunto provincia di c'è Verona. Verona, quindi a Fossalta di Portogruaro e a Somma Campagna. Siamo gli antipodi, perfetto così. A Somma Campagna la manifestazione, ricordiamo, è Domenica di Pasqua. no, ricordiamo di cosa si tratta, quelli dove Campionato Veneto Squadre. di Salto stacco. beh, non l'ha detto. Ah, è vero, ha ragione. E non l'ha confondiamo detto. sempre. E non l'ha Salto detto. stacco. Bisogna precisarlo, se no si dà per scontato e non è giusto. Quindi No, è corretto. salto ostacoli a Somma Campagna e volteggio A Fossalta di Portogruaro. Portogruaro. Grazie. Grazie a tutti.